Mamma mia, mamma mia che bel compleanno. Mamma mia che bel compleanno. Oddio mio. Allucinante, allucinante, è una mezza ladrata perché se il Parma avesse concluso tutte le occasioni che ha avuto, sta partita non sarebbe finita 3-2. Ma non me ne frega un cazzo, siamo vivi, porca troia, siamo vivi. Mamma mia, io così ai 30 anni non ci arrivo, mi mancano 3 anni, ma io così ai 30 anni non ci arrivo. Non ci arrivo. Questo, ecco, oggi questa partita è la rappresentazione perfetta di quello che cazzo significa tifare Cagliari. Un primo tempo di merda, orribile, in cui il Parma ti ha sovrastato, in cui ti sei dimostrato palesemente inferiore, palesemente più debole. Tu il secondo tempo scendi in campo con le correzioni giuste perché hai capito dove hai sbagliato e gliene fai tre. Tre gliene fai. Santo Luvumbo che riesce con una furbizia incredibile perché quello è un mezzo rigore, quello bisogna essere sinceri, è un mezzo rigore, riesce a prendersi il rigore del 2-2 e poi no, sì, il rigore del 2-2 segnato poi dalla Padula e riesce a fare il terzo gol. Io gnafa, cioè questi a me mi fanno morire, questi a me mi fanno morire, ma morì felice, mi fanno morire felice. Adesso a Parma possiamo andarci bene. Sarà difficilissima, sarà tostissima perché il Parma è tosta. Però, come era partita e come è finita questo incontro, grazie. Questo sarà un video brevissimo. Grazie ragazzi per questa partita. Adesso concentriamoci sulla partita di ritorno. Concentriamoci. Scusate ragazzi, lo so, video cortissimo, ma lo voglio fare il più a caldo possibile. Mamma mia, mamma mia. Sto a rivedere i gol, che spettacolo, che spettacolo. Questo è l'emblema di quello che significa di fare Cagliari. Non c'è sta un cazzo da fa'.